indicano che la Commissione europea ha sottoscritto pro ribotte erano proibite non doveva poi. Per quale motivo una lingua va chi la paedera e chi non la paedera? Per quale motivo una lingua va chi li scrive e chi non li scrive? Chi rischia di scrivere? Certo, lo sembra, hanno fatto lo premio di poesia, hanno fatto lo scrittori, hanno fatto lo poeta, insomma, si scola. A Corraine, sul comune del Bosa, una delibera di adesione e di sollecitazione per l'approvazione di questa legge che è arrivata in ritardo, questa sarà colpa sul Consiglio regionale, sul Consiglio regionale ha deliberato per meta in ritardo, l'Università del Castello si divide, dobbiamo parlare di più, dobbiamo rispettare di più los alderos e credo che dobbiamo lavorare in pari. A me piace essere pratico, cioè cercare di risolvere un po' i problemi, stiamo facendolo da qualche tempo a questa parte e voglio andare in quella direzione. Io ho preso 3 aerei perché ero al Festival di Edimburgo, dove la sensibilità di un continentale, il console abbiamo concluso questo convegno su 50 anni di politica linguistica, molto interessante, soprattutto attuale. Abbiamo rivisto tutte le conquiste e le difficoltà perché la lingua sarda venga riconosciuta e soprattutto praticata e soprattutto insegnata nelle scuole dall'asilo, diciamo, si diceva una volta. E questo ci ha insegnato che dobbiamo continuare su questa strada, anche perché pare che ci sia la situazione ottimale in questo momento. Siamo abbastanza preoccupati per l'atteggiamento dell'Università di Sassari che sino ad oggi si rifiuta di insegnare al 50% le materie in lingua sarda, come invece è previsto dal piano triennale della Regione Sarda. Quindi siamo molto contrariati da questo, speriamo che l'Università di Sassari cambi idea, così come invece l'Università di Cagliari ha accettato questa regola, quindi insegnare per gli insegnanti che vogliono fare lezioni in lingua sarda tutte le materie al 50% in lingua sarda.